Buonasera Avvocato Nicchi, che partita è stata quella odierna? Diciamo che una partita abbiamo giocato solo noi. Il Castellammare tatticamente ha scelto di non giocare questa gara, utilizzando tutte le ripartenze per poter far male alla squadra di casa, all'Ascari Cefalù. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo avuto qualche occasione. Speravamo meglio del risultato ovviamente, ma purtroppo il risultato ci dà torto, e ci dà torto nel senso che obiettivamente a questo punto diventa veramente difficile se non impossibile. Ci abbiamo provato, ci mettiamo sempre la faccia, ci mettiamo sempre l'impegno su tutto. Peccato perché una sola nemmeno occasione da gol, ma su un calcio d'angolo, un colpo di testa, disattenzione in aria, prendiamo il gol, quindi non voglio parlare di altro perché non c'è da parlare di altro. Merito e applauso alla terna arbitrale di oggi, ha diretto la gara, probabilmente alla fine ci poteva stare anche la massima punizione su Vieira, no, ma va bene pure così. Se siamo ultimi in classifica un motivo ci sarà. Facciamo mea culpa, andiamo avanti e ora prenderemo le decisioni necessarie su cosa fare poi per il campionato. Una traversa, tante palle gol costruite, è stata una partita sfortunata. Diciamo, la sfortuna viene accompagnata anche dalle capacità nostre che purtroppo non le riusciamo a dimostrare. La situazione è questa, ne prendiamo atto e pazienza, pazienza.